Buonasera a tutti, BSTV, tenora de oggi, di 27 di agosto 2020, bene. Scusate, ho fatto un pacco di gogli in fora, ma penso che da già sta intendere su matissimo. Intanto vediamo le azionari dello scommetto, ecco qua come l'ho azionato. Cominciamo diretto a dare un'ocratella mediante su web a Said nostra, cioè a Bizzi. Ecco qua, questa rappresenta dei widget, è una cosa in massima replicata dai web e la nitidezza non è scritta meta buona e come dovete vedere comunque si vede che su quello è libero e quindi oggi e di deve essere spalazzati in bici questa sta 9 e 1 minuto. E infatti il gaieste è spalazzato fino a battere e poi copulato un po' e poi torna a spalazzare. 33 gradi temperatura massima, 20 gradi temperatura minima. Crasa, Giovia, 34 gradi temperatura massima, 22 gradi minima. Copulato fino a praticamente a Sasonni che poi spalazzata e verso Salbata si presenta qualche gutio di abba che su 20 pochino le probabilità delle prove, insomma, quindi metà pacco, ecco per chi non prova. Cominciamo scrivendo un toccamento e dolo, a 92 anni, si è morto Antonietta Mele, Sole del Dina, ed è subiato di Giulio Mele. Si interra scrasa, cioè oggi, 27 di agosto, a sa battono in Sacreglia di Santo Iugli, condolenze e pazienza, a sa famiglia tutto da parte dei vizi. Ammentiamo che questa domenica Chieniti, insomma, il 31 di agosto, e se ne appetire del comitato del suo miracolo, insomma, si generano loro case di tua casa esta, o come la festa sono metti spesosa, sai, tocca insomma, contribuire un po' tutto quanto. Poi basamento sempre i Susette, siamo a Reane, già sta di autunno in Barbagia, mentre si connota come cortes aperta, il giorno dopo che ha presentato per servire il programma, poi con la patronalle che sta a Caterora, casa o it, ecco questa è la domenica. Bene, e poi Poluvula, posamento qui sul 31 08, su casa di arte scolastico, fatta un bel spettacolo a 20 anni, cioè, è praticamente a su connoto intitolato La Terra Mama de Solmannoso, Anna Maria Deiana e il suo gruppo Amerare hanno fatto un concerto per una voce che affonda nella memoria suoni che risalgono come onda dal profondo. L'Uvra 31 di agosto a Sasotto e Meso. Andiamo sul giornale e cominciamo proprio da chi sono mele, ma poi una cosa buona, rondine d'oro al medico nucleare che torna a casa, Luciana Mele. Partire per cercare risposte e tornare con ciò che si è imparato e ciò che ha fatto la dottoressa Luciana Mele, rondine d'oro premiata domenica scorsa all'Auditorio Mulellio. Per lei una targa con la rondine d'oro e una bertola, cioè la bertola è appunto il simbolo di andare e tornare. Andiamo da innanzi c'è anche l'azienda Hercules di Ossai alla Fiera Nazionale dei Formaggi. Casearia si svolgerà ad Agnone, in provincia di Isernia, dal 29 al 31 agosto. Hercules ha vinto questo premio alla grande Tantalvia. Due aziende casearie sarde volano verso il Molise dal 29 al 31 agosto 2025 per partecipare a Casearia, la prima fiera nazionale dei formaggi italiani del centro-sud Italia. Ad Agnone, in provincia di Isernia, le aziende Hercules, Società Agricola di Orsai e Bentuestu, Società Cooperativa Sociale di Sinna, saranno alla manifestazione che si
prepara ad accogliere oltre 70 espositori e più 250 produttori caseari provenienti da tutta Italia. Andiamo da innanzi, il posto è a rischio, SOS dei 56 lavoratori del portierato della ASL. Tanto si lamenta, non si tanto chi si spiegare di nuovo, ma poi portieri, che non dottore, in effetti benacchi in banda, chiedono garanzia in vista del cambio d'appalto. Sono preoccupati per il loro futuro i 56 lavoratori che operano nel servizio di portineria nelle ASL 3 di numero, finora gestiti dalla AEP Multiservizi SRL, con una nota inviata alla SL3 e ai sindacati di categoria sottolineano che rischiano di venire licenziati il prossimo 1° settembre a causa del cambio d'appalto fra AEP e la società che sta per subentrare, la società cooperativa di vigilanza, la Nuorese. E vabbè, te si poteva fare. Dermatite, subito gli indennizzi, allevamenti, le associazioni narrano liquidare gli aiuti e serve un impianto per smaltire le carcasse. L'allarme: senza un piano regionale il prezzo della carne rischia di crollare. Gli indennizzi non arrivano e c'è il rischio che nei prossimi mesi si abbatta sul comparto degli allevamenti bovini un'altra tegola, quella del calo dei prezzi della carne. Le associazioni di categoria lanciano un nuovo allarme legato all'epidemia di dermatite nodulare in Sardegna. I contagi sono sotto controllo, almeno stando agli ultimi bollettini diffusi dalla regione, ma ora l'emergenza si sposta sul fronte economico e dell'integrità delle aziende, cioè deve essere sul contrario. Poi adesso sapesse che deve aumentare a pacca offerta, ma pare che gai non siete. Scontro sulla Fed, no, questo è il numero 4 che siamo già, vi torniamo dopo. Restamos in occasione sempre della questione del Villa Certosa, che hanno nominato Erisi, non che non ha fatto a meta, ma poi schiede, insomma, la dimora di famiglia da vendere, personale dimezzato e luci al minimo, cioè prima di tutto lucente, il personale vario, eccetera, eccetera, punta l'ada, è diminuito anche il via vai di manutentori e giardinieri, cioè prima una massa di giardinieri e manutentore che mantenne sa villa sempre in perfetta condizione, come a quanto pare sa famiglia. Non si chiede caricare sulle macchine di Berlusconi, ma pare che lo scheglia a caricare questo Altani. Sogna Villa Certosa, sul tavolo 500 milioni di euro. Il facoltoso Emilio del Qatar vicino all'acquisto della reggia di Berlusconi. Vabbè. Si ha anche sa manutenzione. No, avevamo brincato, scusate. Ecco qua, Inoc. Andiamo alla politica internazionale. Il conflitto, l'argomento è stato al centro dei colloqui tra Cremlino e l'inviato americano Witkoff. Altro che pace, gli USA fanno affari con Putin sull'energia, ma figurati, non siamo resi conto dei costi. Affari miliardari come leva per la pace. Donald Trump sta perseguendo anche questa strada per convincere Vladimir Putin a raggiungere un accordo per la pace in Ucraina. Il Tikkun ha messo sul tavolo una serie di accordi energetici e l'allentamento delle sanzioni a margine dei negoziati per incoraggiare il Cremlino a fermare la guerra. La Russia è stata tagliata fuori dalla maggior parte degli investimenti internazionali nel suo settore chiave a causa delle sanzioni seguite all'invasione dell'Ucraina. La Reuters, agenzia di stampa, ha rilevato che è stata discussa la possibilità che ExxonMobil rientri nel progetto gas petrolifero Sakhalin 1, che è una società russa.
È stata anche sollevata l'ipotesi che Mosca acquisti attrezzature statunitensi per i suoi progetti di CNL, eccetera, eccetera. Affare in cambio di sapacche, ma figurati, te ne la a futile. A Putin, intanto l'esercito lo tenne somatissimo. Un fiume umano, contesta Netanyahu, speriamo che costruivo sì che lo picchia Netanyahu e lo trazza tal largo, i patriarchi cristiani Pistaballa e Teofilo non lasciano la striscia di Gaza. Gli israeliani in piazza contro il governo per chiedere il ritorno a casa degli ostaggi. Il fiume umano di dimostranti che anche ieri in Israele ha chiesto la fine della guerra nella striscia di Gaza. Non ha fermato il governo Netanyahu, deciso a proseguire l'offensiva di terra fino alla conquista di Gaza City. L'IDF, che è l'esercito israeliano, intanto che sta radendo al suolo i quartieri periferici della città, ha pubblicato un'inchiesta sul bombardamento dell'ospedale Nasser a Khan Yunis, che ha scatenato lo sdegno internazionale, sostenendo di aver colpito perché è convinto che la telecamera fosse utilizzata da Hamas, che nel blitz sono rimasti uccisi 6 terroristi, e cioè praticamente sono o canne scuse la popote seguire a facche di strage. Bene, che in questo terminamos este novela de hoy e nos damos todo appuntamento a casa. E diamolo. Se la vedere che la edizione reata dalla Eino che erano un po' ridotta, ma il gai, l'attrezzatura è saccheste, l'attrezzatura da campo a governare e quindi voi dovete accontentare in qualche maniera. Ecco, a mezzo vedere, buona a tutti, dai, vizi TV, adioso e mezzo la casa.